È Mimmo Dana. Sì, Mimmo Dani, dite. Buonasera, sono Cirillo, l'organizzatore Avellina. Cirillo? Cirillo, sì, sono Raffaele Cirillo, l'organizzatore Avellina. Non mi ricordo, signor Cirillo. Buonasera, sentite, voi Come ieri si sera... tratta? Voi ieri sera erano venuti a fare a Sacra Antonuia, ma non siete venuti. Magari alla festa di piazza. A Festa di Piazza, hai imparato pure l'anticipo, ma è un organizzatore, dice Napoli. Ma voi non siete venuti Come a... si chiama l'organizzatore? Come si chiama l'organizzatore? Un momento, già che, come si chiama l'organizzatore? Alfonso Gemete. Non so come si Alfonso Gemete si chiama, fu organizzatore a Napoli questo. Si è pigliato pure l'anticipo. ma scusa, quelli parlano con il manager mio, capito? Parlano con il mio manager. Sentite, per tutto quello che decide Però voi. io non ne so niente di questa cosa. Sì, ma hai esagerato 5... È Sì, possibile che non l'avrà passata la data a me, mio manager, ma si vede che non l'ha dato proprio. ha già capito, ma... Questo Alfonso Gemini. Ha già capito, ci ha già dato 5... Sentite, ma vi passa proprio a Valerio, o padrone di tutte cose, qua, boh, vi passa proprio a esso, un momento. Se da lei, venite qua. Chi è? Sto cantando al telefono qua, venite qua. Sì, ma non vi sento bene. Pronto? Mettetevi più vicino alla cornetta. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Buonasera, Valerio, buonasera. Signor Valerio, io non ne so niente di questa cosa, perché c'è una mia gente che... Ha già capito tutte tu- le feste di piazza, le... Ha già capito eccetera, tutto quello che decide voi. Sentitemi un momento. Voi ieri sera dovevate venire qua a fare la festa. Ne abbiamo fatti il figuri in merda, con tutto il paese, perché ci stanno i manifesti vuoti per tutte parti. Io ho già cacciato 500 euro in da sacca mi dandì. Sì, vabbè, ma non vi affliggete, diciamo, io non ne so proprio niente, voglio dire. Io Non è che cambi man rit sto fatto e non fosse venuto, anzi, quelli sono sordi che uno perde, voglio Sentite, dire. sentite. Pigli c'era una data e uno rifiuta, che già la fatica non ci sta, voglio dire. Allora, sentitemi a me, io senza offesa sono una persona seria e umile. Voi ci trovate i soldi pure. E si è già dato 500 euro anticipo. A chi l'avete dato precisamente? A questo che si chiama Gemete, a fondo, è uno in Napoli che viene... Alfonso Gemini. Gemito, voi state a dire? Dico, come si chiama? Gemini oggi? Gemma, Alfonso Gemma. A fondo Gemito, è un organizzatore in Napoli. Gemini, comunque ci capite che è un po' stempiato lui. Bravo. Un mallone in capo. È un carrozzo, sì, un carrozzo, bravo. Ci ha già dato 500 euro d'anticipo perché ha detto che mi portava a Mimmodare. Casa hanno stoccato tutto il paese perché Mimmodare, qua non è arrivato. Scusa, i manisti chi ve l'ha dato? Lui proprio personalmente? Allora, sentitemi a me, Mimmodare. Allora, noi abbiamo fatto qua la festa Avellina, Sacri Palla si chiama il paese. A Sacra di Palma. No, a Sacra Luce da Sierra l'abbiamo fatta, a Sacra... o Paperoncino. Ruce da Silvia. A Sacra Luce da Sierra, bravo, d'accordo. Io ho già parlato a Fonte Gemito, quando mi ha chiesto che sei Mimmodare, mi ha fatto parlare con questo certo Nicola a telefono. Sto Nicola, mi ha fatto fare un bordello, mi ha fatto chiamare un certo Bosello. Bosello, e che c'ha zicco? Bosello era un impresario mio, vabbè, comunque è anche sempre un impresario che comunque... Sì, ma mo ditemi una cosa a me, Mimmodare, a me mi ha dato 500 euro qua. Ma io ve la già mandato. E chi me l'ha da mandare? Io a voi ve l'ho già mandato e a me me l'ha da portare, perché sono una persona seria. Allora, voi con queste cose siete pratico, no? Diciamo delle clausole giudiziarie, voglio dire. Io sono pratico. A parlare con me. Ma io sono una persona... Niente, voi se vi siete fidati di un certo Alfonso Gemini, voglio dire, non è colpa mia. Sì, ma io mi sono fidato di Alfonso Gemito, stu Bosello e stu Nicola. E tutti e tre mi ha già fidato, perché io ho già parlato con stu Nicola a telefono. Allora scusa, perché io non ne so niente di questa cosa, le cose se le riguarda tutte Nicola, perché non chiamate a Nicola, vi do il numero. Ma hanno dato un numero vuoto in questo preciso istante. Io vi sto dicendo che non me ne importa manco di 500 euro, sangue la colonna. Ma che voi ieri non siete venuti, io paese, che ci dicono? Mi stavano aspettando tutto quanto. No, scusate, ma mi date a me, che vuole, perché mi sono presentato io, avete firmato un contratto, che Mi ne so. dovete dare... Allora, tanto... Ha firmato questo Nicola, ha firmato. Ma si è portata la carta firmata per Alfonso Gemito quando mi ha portato nei manifesti. Ma voi a me mi credete che io non ne so niente? Io vi credo, però mi da fare cortesia, mi dovete mandare i 500 euro qua. Chiamate proprio a me che non ne so niente, io lavoro con questi impresari, loro mi passano la data e io vado a cantare, voglio dire, avete capito? Allora picciate fatta la canzone a chiappa te, perché che ha chiappato?
Io comunque più di venire a lavorare perché sono soldi che si perdono, anzi mi sto incazzando pure mo, perché mo chiamo a Nicola e glielo dico. La tua buffe parole e mi ha dato tutti 500 euro. Siamo con Alfonso Gemini, non ha dato l'impegno. Allora. Signore, come vi chiamate? Io mi chiamo Valerio a servirvi. Valerio? A servirvi. Valerio a servirvi. No, a servirvi significa a servirvi, no? Faccio borrielle, cuglio. Servirvi, scusate, non avevo... Io mi chiamo, allora, sentitemi a me, io ogni anno, dico la verità, ho fatto a sacra, ma sentite a me? Sì. Ho fatto a sacra ruoccala. Ogni anno. E ho chiamato a Gigione mio figlio. Sì. Però mi hanno sfastriato, sempre che la canzone che fanno loro, cara mamma, e la campagna. Che stanno, voleva fare una cosa in alternativo. Voleva chiamare voi, a Mimmo Tana. Sentitemi a me. Allora mo vi faccio sparare 500 euro. Però ad alluccare ad ricevere a chiappa te. Come c'è la chiappa te? A parola vostra, a chiappa te. Ma viva voce, come tenete? Viva voce. Stanno andando tutto quanto, ma siete sono dei cazzi di voi. Sangue la colonna, nemmeno questo volete fare per 500 euro. 500 euro poi non volete giuri. No, ma da ricevere a chiappa te. Ma poi l'anno che bene mi chiamate, Rico. Ti chiama pure tra i mesi, però ricevere a chiappa te. Pubblico popolo, a chiappa te. Gesù, Giuseppe, Sant'Anna e Maria, lei mi diceva tu sia vita mia, poi mi lasciata così mi sapevi, con San Giuseppe, Sant'Anna e Maria.